Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale del Marietto Veneziano. Bene, oggi vi voglio far vedere come ripulirsi energeticamente, e cioè che cosa intendo dire? Intendo dire che magari noi ci troviamo in un momento di bassi bovis, cioè abbiamo preso un'influenza, oppure siamo stati vicino a dei vampiri energetici, abbiamo seguito delle egregore, insomma è un periodo no, e sembra che vada tutto storto. E quindi cosa facciamo? Controlliamo i nostri bovis e cerchiamo di riportarli a un livello energetico decente, e quindi vediamo questa micro pillola come si fa. La prima cosa che vi ho già spiegato in altre pillole del vostro Marietto Veneziano è prendere un testimone. In questo caso ho preso la fotografia di una persona e l'ho rimpicciolita così che sta bene nel nostro cerchietto del quadrante radiostesico per la valutazione. Vedete? Quindi prendiamo il pendolino e chiediamo se questo lavoro, questo trattamento radiostesico e radionico va bene per questa persona. Quindi mettiamo il pendolino e facciamo domanda: questo trattamento radionico che stiamo per effettuare funziona con questa persona? E il pendolino ci dice di sì, vedete? Quindi siamo sicuri che avrà sicuramente un buon esito. Questo perché quando si fa questa cosa qui? Quando ad esempio siamo sottocaricati, cioè nel senso siamo un po' scarichi, ma potrebbe anche essere quando siamo sovraccarichi, magari siamo stati vicini a delle persone che ci hanno dato tantissima energia ma non era nella nostra qualità di corpo eterico, e quindi abbiamo troppa energia. Quindi finito questo controllo del quadrante radiostesico per la valutazione, che vi ricordo potete tranquillamente scaricare dal sito ilcapitano.altervista.org in modo gratuito, passiamo al prossimo quadrante radiostesico, dove chiediamo il tempo che dobbiamo usare questa macchina radionica, questo circuito radionico, per riequilibrare le energie vibrazionali. Quindi prendiamo il nostro pendolino, chiediamo quante ore dobbiamo lasciare il testimone, che vi ricordo può essere qualsiasi cosa, tipo un cappello, un pezzetto di unghia, un batuffolo con della saliva del soggetto che si vuole aiutare, o una fotografia. E quindi il soggetto avrà bisogno di 4 ore di questo trattamento. Vedete cari amici? E voilà, 4 massimo 5 ore. Quindi noi abbiamo visto con questo quadrante radiostesico per valutare il tempo, l'orario, che il soggetto, il testimone, ha bisogno di solo 4-5 ore di circuito radionico per riequilibrare le energie o energetizzare. Quindi spostiamo e usiamo il quadrante radiostesico per la valutazione e il trattamento per vedere se poi la cosa andrà a buon fine. Quindi rimettiamo il testimone nel quadrante radiostesico per la valutazione e il trattamento, e vi ricordo che questi non sono trattamenti medici ma solamente vibrazionali. Quindi vediamo che il lavoro andrà molto favorevole, il testimone ne usufruirà in modo positivo dopo 4-5 ore. Bene, e ora andiamo a prendere il nostro tester, praticamente il circuito radiostesico per le frequenze bovis, e con questo, cari amici, che voi potrete sempre scaricare dal sito ilcapitano.altervista.org, noi possiamo valutare se il nostro bovis standard è la nostra situazione attuale. Vi faccio un esempio: prendo il nostro testimone, lo metto nel circolino e gli chiedo la misura bovis standard di questo soggetto. Vediamo quanto questo soggetto ha di bovis. Vedete? Standard, gli chiedo questo soggetto standard quanto ha di bovis, perché magari vi telefono e vi dice sono scarico, mi sento giù, ho un periodo no, mi sento spompo di energie, ho incontrato un vampiro energetico, sono entrato in un gruppo in cui c'è un'egregore fortissima, e voilà. E voi vedete che questo soggetto ha di base sui 11-12.000 bovis. Vedete? E adesso facciamo un'altra domanda: a questo punto questo soggetto quanti bovis ha realmente adesso? E vedete che questo soggetto ha
quasi 8.000 bovis e quindi è sceso di 4.000 bovis più o meno, e di conseguenza lui si sente deprivato di queste sue energie e quindi dobbiamo intervenire. Allora interveniamo col circuito radionico che vi ho già fatto vedere in un'altra pillola. Togliamo il nostro quadrante radiostesico e usiamo il nostro circuito con la pila, il decagono, il fiore della vita, l'albero della vita cabalistico, la spirale per scaricare, però questa volta aggiungiamo qualcosa in più. Mettiamo il nostro testimone, scriviamo sopra l'intento su un fogliettino piccolino, io adesso non lo scrivo, e mettiamo salire da 9.000 a 12.000, che è il suo bovis originale. Certo, chi ha magari originariamente 7.000 e giù a 6.005 scriverà salire da 6.005 a 7.000. E poi cosa facciamo? Prendiamo il più grande emanatore vibrazionale che il Padre Eterno potesse creare, cioè una conchiglia che aiuterà a questa risalita energetica. Chiaramente questo circuito voi lo potete stampare anche in formato A3 e chiaramente la conchiglia potrebbe essere più grande. Quindi mettiamo dentro una conchiglia il fogliettino con sull'intento che volete raggiungere, copriamo il nostro testimone, prendiamo il pendolino e raggruppiamo il soggetto, il testimone, col circuito e la conchiglietta. Vedete? A questo punto facciamo almeno 21 giri. L'ideale sarebbe che il pendolino perdesse la sua forza e si fermasse. Adesso io mi fermo perché chiaramente questo qui è un esercizio teorico, solamente divulgativo, dimostrativo. Quindi a questo punto prendete il vostro circuito, la vostra macchina vibrazionale, la appoggiate in un posto sicuro dove non viene disturbato per almeno 4 ore e mezza, 5 ore. Dopodiché potete sempre controllare con il vostro circuito, il quadrante radionico bovis, se i bovis sono risaliti o se stanno risalendo ad agio raggio. In teoria potreste chiedere anche il circuito sì e no, quante ore ci vorrebbe per far risalire il corpo eterico ai bovis che normalmente una persona si ha. Ecco, questo sistema si usa nei casi un po' particolari, quando le persone magari lavorano in uffici dove vengono deprivati delle proprie energie vibrazionali o incontrano vampiri eterici magari in un locale, in un bar o in giro e si sentono veramente stanchi. Bene cari amici, anche per oggi il vostro Marietto Veneziano vi ha dato questa micropillola, vi ringrazio di avermi seguito fino qui e vi chiedo di iscrivervi, se non vi siete già iscritti, al canale di The Guard e di Marietto Veneziano su YouTube, oppure di venirci a trovare sui gruppi Facebook di The Guard e Marietto Veneziano. Grazie e ciao!